So solo che fin da bambina ho sempre visto pile di manifesti in casa che venivano portati a casa da mio papà, da mercatini, da fiere, da cinema chiusi, soprattutto del Polesine. E quindi il mio contatto con il cinema è stato principalmente cioè un rapporto più cartaceo e grafico piuttosto che filmico. Ricordo che andavamo per i mercatini sempre, prima da piccola con mio padre, tutti i mercatini qui nella zona, quindi del Veneto ma anche dell'Emilia Romagna. Mio padre soprattutto cercava i manifesti cinematografici. Lui era attirato dalle grafiche. Mi ricordo Parigi, il mercatino delle pulci, venivamo a casa, ecco, con dei pezzi anche rari, anche pagati a caro prezzo. A Roma, quello di Ponte Milvio, vicino al Foro Imperiale, anche lì ci fermavamo ore e ore a guardare queste meraviglie che erano appunto i manifesti. Oggi non si trovano neanche più nei mercatini. Da circa 20 anni, diciamo, io ho abbinato a questa ricerca un'altra, più personale, che è quella della ricerca dei manifesti girati in Polesine. Sono raccolti manifesti, locandine, fotobuste, fotografie di scena, di set, e poi queste interviste a delle persone che hanno lavorato in questi film. Queste testimonianze di queste persone che sono state raccolte sono oggi dei documenti, insomma, molto preziosi, perché consentono di ricostruire un po' anche la storia del film. Sicuramente la più importante è stata quella curata da Alberto Barbera, esposta a Palazzo Roverella nel 2018, che è Raccontare il Polesine, storie, protagonisti, paesaggi. Questa mostra, diciamo, più dell'80% del materiale proveniva dalla nostra raccolta, quella dell'Archivio Immagini e Movimento di Adria. Oggi invece ci troviamo ad Adria in una esposizione che è una mostra sul cinema al Polesine. Non è solo una semplice mostra, ma vorrebbe essere uno spazio creativo per i giovani e diciamo un laboratorio creativo. In qualsiasi tipo di ricerca storiografica, l'esame delle fonti è lo strumento basilare per ogni ricerca. Mi sono servita di appunto fonti cartacee e grafiche, quindi riviste, fotografie di set, materiali appunto grafici come i manifesti, come appunto i cineromanzi, le sceneggiature, eccetera. E poi anche diciamo questi archivi di esperienze vissute, no? Quindi registrando le memorie di alcune persone che appunto sono state coinvolte nei film. È lì che, come diceva Aby Warburg, si conservano le voci dei defunti, che poi sono utili per la ricostruzione della storia del film. C'è questo aspetto, no, della memoria cartacea e della memoria vissuta. Gli archivi sono estremamente importanti per la ricostruzione anche delle location, eccetera, però la location, diciamo, non c'è un vero, diciamo, così, una regola, no, per trovare la location, anche perché il Polesine, essendo un luogo che negli anni ha subito trasformazioni enormi a causa della subsidenza, a causa dell'opera del vento, dell'acqua, e quindi tantissimi punti di riferimento sulla scena sono cambiati. Diciamo che è attraverso quindi la fonte fotografica, spesso, quindi attraverso la fotografia di set, di scena, che si riesce a ricostruire il luogo, però soprattutto
soprattutto attraverso le testimonianze delle persone che hanno vissuto sul set. Spesso io sono riuscita attraverso queste memorie a ricostruire, perché solo quella persona che abitava quel luogo è riuscita a dirmi qual è quella via, qual è quell'argine del fiume Po. Vai tu a trovare la location in un argine, dov'è? Potrebbe essere ovunque. La testimonianza, le memorie delle persone sono diventate proprio testimonianze preziosissime. Per esempio appunto Rick Battaglia, che mi ha raccontato che è stato scelto da Mario Soldati in un bar di Milano, mi ha raccontato che ha insegnato alla Lorean ad andare in bicicletta, che non sapeva andare in bicicletta. Per esempio Ugo Squaiella, che era un grandissimo appassionato di cinematografia ed era un fotografo che si trovava per caso sul set del Grido, ed è stato lui a raccontarmi che quella via dove è girato praticamente quasi tutto il film, Il Grido, è la via Giarretta Occhiobello, dove appunto c'erano tutte le case dei pescatori, che oggi non ce ne sono più. Ecco, tutte queste testimonianze sono a volte anche imprecise nei dati, non sempre sono veritiere, però quello che esce sempre è questa carica emotiva fortissima di queste persone che hanno vissuto il set, no? Questo momento che poi viene a mancare, no? Quando il film, quando appunto il set si conclude e il film invece nasce. Negli anni mi sono dedicata alla ricerca di materiali principalmente pubblicitari relativi alla pubblicità del film, che sono poi quei testi che accompagnano il film, che sono appunto i manifesti. I manifesti sono come il DNA di un film, le immagini, questo mondo cartaceo che era fatto appunto di carta, la pubblicità del cinema, i grandi manifesti che venivano affissi fuori dal cinema o per le vie delle città, dovevano colpire il passante, dovevano essere dei pugni negli occhi. Ho portato avanti dei progetti che sono quelli soprattutto della fruizione di questi materiali. Un archivio, se non è fruito, non ha senso di essere. Quindi la fruizione è la cosa più importante, e io credo insomma che adesso tutto questo materiale che abbiamo raccolto negli anni possa essere comunque messo a disposizione delle nuove generazioni soprattutto. Sono stati fatti alcuni progetti di valorizzazione attraverso le scuole soprattutto, con progetti di catalogazione. E parlo di una sezione che è relativa al precinema, quindi all'archeologia del cinema, vetrini d'epoca che abbiamo catalogato, eccetera. Poi anche una parte del fondo riguardante il cinema del Polesine, che è stato studiato in parte, diciamo, da alcune classi durante alcuni percorsi di alternanza scuola-lavoro, PCTO, eccetera. Mi auguro che questa mostra possa essere un primo tassello per la conoscenza di questi film che sono poi la memoria anche l'uomo che è stato e che poi sarà. Quindi un giorno si parlerà di archeologia cinematografica, cioè andremo qui a studiare una parte di storia della nostra storia, appunto attraverso la riscoperta di opere cinematografiche del passato. E quindi questo materiale vuole essere una fonte per la storia. E io mi auguro che questa mostra possa diventare permanente, perché il rapporto tra il cinema e il Polesine è un rapporto troppo importante, che si è instaurato a partire da Gente del Po, da Ossessione, questi grandi registi che hanno scelto il Polesine come set. Questo studio deve essere diretto principalmente alle nuove generazioni, quindi ai giovani, agli adolescenti, che devono conoscere
i nostri film girati che poi hanno segnato la storia del cinema, e anche i personaggi che hanno reso il Polesine famoso, come Leo Catozzo, come Rick Battaglia, come Dria Paola, tutti questi personaggi che sono sconosciuti, diciamo, soprattutto dove si vive, quindi per chi abita qui nel Polesine, perché poi insomma a livello nazionale magari sono anche conosciuti, però proprio qui dove sono nati magari non sono conosciuti per nulla.